Racconta un attimo del Tito, le gaccia per dove? Dunque, lì ero di Alpini, lui ero qua a Biu. A Biu, lì ero della Pusteria. La Taudinese, che era in Piazzale, la Pusteria, che era sul Monte Nero, in Jugoslavia, erano in Italia. Però io correvo 200 uomini che questi a Biu. Poche parole, sono una fila sta Taudinese. Capita dopo l'8 settembre. L'8 settembre erano 24 divisioni italiane e in Jugoslavia. E i tedeschi erano 5 divisioni, che potevano mangiarli tutti. Ma siccome i generali, uno vuole andare con i tedeschi, che altro con i tedeschi, il generale nostro ormai era stato i pezzi nostri di artiglieria ai tedeschi, e qua dove stava andare con i tedeschi. Un maggiore si era imposto e ha detto, fioi, se mi ascolta mica, ha detto, tentiamo di andare in Italia, non devo con i tedeschi, farsi portare in Germania. E gli erano sull'interno del Monte Nero. E cioè il porto più vicino è stato Qatar. Chi era questo maggiore? A Raunic, era un fiumano. In gamba sapeva parlare di slavo, di origine era della SEA. E caro mio non dice, gli parla di casa, e dice, Piemontesi si è messo a sigara, e costa, perché costa, e viva la osta. Cioè, il giorno dopo i tedeschi ne piombavano solo via parecchi, e loro ne bombardava, e buttavano questi manifestini a renderli, perché qui non si arrende, e in totale il giorno viene fuoriati. E avanti, se lo portai alle bocche del Cataro. Sempre bombardai, sempre seguito. E si portava in bocca del Cataro. Bocca del Cataro. In quanto tempo avevi messo? L'ho messo 10 o 12 giorni, insomma, dal Monte Nero a andare in bocca del Cataro al porto. E gli alpini da tentare di portare via il porto, insomma è stato un massacro di morti, capisci? E i tedeschi sempre stati al porto di lì. Erano gli alpini da fare. Tanti si sbandavano perché gli ufficiali gli dicevano se tu vuoi andare via, va via con l'arma, va via senza, e poi mandare dove che vuoi, magari una carta bianca, insomma, dico. Mi sono sempre stato qua a Massa, dico, stavo qua a Massa. Cioè, e ora, siamo ai Bocca del Cataro, sulla piana di Risano, e ha fatto la donata questo maggiore. Dice, Fiori, che hai visto? Dice, crediamo di guardare una nuova di processato del porto, vero? Ma i tedeschi sono del porto. E dice, qua, se hai qui che la fiducia sta con me, mi guarda a portare in Italia più che sia possibile. E dice, se vuoi andare per conto vostro, andate per caffè con lui. Però hai visto che qui si è andato, che sono pochi giorni perché trovava i borghesi con la rispada dell'esercito italiano, e puntava la pistola e diceva, cavate che scarpe che mi vuoi a me, capisci? E dice, qua non è stato mai da andare con i partigiani di Tito, perché ormai gli altri ne erano usati, ultimato, chi andava più con i tedeschi, e ne occupava tutti, come chi ha fatto sull'isola del Corfu e compagnia bene, no? E allora da quel momento capisco che era il commissario partigiano e ha detto, se fino a ieri siete stati i nostri nemici, dunque ricordatevi, se volete combattere a fianco nostro, l'esercito di Tito non è un esercito dunque regolare, noi non abbiamo viveri dunque sussistensi, per mangiare bisogna attaccare le colonne tedesche e portarle via i tedeschi, e per vestirsi bisogna spogliare i tedeschi. E allora mi aveva da fiera qua a Treviso, un certo Aldo De Boni, e dice, beh, ricordo che stiamo qua, no, andiamo via, ma dove vado? E chi do tre si è sbandato qua, e mi stavo sempre con Massa. E a quel momento mi c'è poi il comando i partigiani, e mi ha diviso, prima brigata d'assalto, e mi ha messo la seconda brigata. E mi ha mandato a tornare sull'interno del Monte Nero, dove era un'altra divisione di fanteria che non aveva rendersi, la divisione dove Venezia, ad esempio parte da Firenze, Arezzo Firenze, e siamo andati io. E siamo andati, i tedeschi ne ha fatto pressione, ne ha dove circondava, ne aveva notte siamo dato a montagna, e ha restato a Sparta. E come siamo da su per queste montagne, perché si viveva seminata montagna, e se viveva come lepre, mai sta fermo un giorno, perché saltava fuori qua, saltava fuori là. No, che paese era il Montenegro? Il Montenegro, Previ, Nixi, Cettigni, Podigorice, mica libri con storie, sono state qua qualche poco, Dei slavi? Dei slavi. E ora, niente, comincia il tifo peticchiare. Il tifo peticchiare è un pelogio infetto, una peticchia, un pelogio infetto, che quando lo sponciava, somiglia senza l'auno, non era né medicina né niente. Pensa, pieni e fame, rotti, sbregai e il tifo indosso, chi restava in più moriva, perché non era niente. E dopo un bel po' di giorni mi capita anche a me. E restiamo in 5 sie, in mezzo alla neve. E insomma,
Cioè, a notte abbiamo dormito su una casa di un capo villaggio, questi villaggi in alta montagna, 5-6 famiglie, capisci? E la mattina c'è una freialità, non era buono di camminare, mi posavo il muro, e era sto barone di casa, italiano tifo, hai de burro, ma tifo, bolli no, cioè, aveva paura anche di ora. e poi mi ha buttato fuori e io in 5. E in 5 ieri mica era, siccome era morto uno per la strada, ho tolto il pastrano e sono andato su una casa e mi ha dato un po' di fastidio. Perché si viveva così, non era niente. E cioè, non era faceva più quelli. Io di forza, forza, e si va entrato meglio e andai e mi ha abbandonato. E ho buttato via per finire i fastidio per dire il zaino, vado avanti, cammino, si camminava anche la mattina e sera per tornare a casa, trovo due case tutti pieni con tifo per di e poi dentro l'acqua ormai era perso completamente, e mi faceva l'osso, visava l'osso, silavo, e niente, al dirio, un po' mese figlia. Fatalità, capisci, bien che i tedeschi che fanno una puntata, che è un vestimento, gli ufficiali di fortuna che avevano ancora un po' di escape, ufficiali di fanteria della divisione Venezia, avevano comprato i cavallini per portarli via, quelli più bravi, fra i quali era anche me. Prima sono montato a cavallo. E quando il cavallino andava fuori dalla pista della neve battuta, che andava sul molo, faceva così, e mi rabatavo per terra, era stato il conducente del cavallino, ma che era stato più infitto giù da un po', non era cosa da prima, se era per 40 kg. Era mega sul barco con una cosa così, ma su, e camminiamo, e arriviamo sul porto, anche a case piene con di roba di chiare. E poi un ufficiale dice, guarda, se ho visto questa piccola scuola, e dice, dove provvisoriamente in canto neve ha, dunque da sera, la mattina, e dice, finché abbiamo sto poco di mangiare, andiamo avanti, e dopo non sappiamo andare a finire. Era inverno? Inverno, con 2 metri di neve. Quella che zona era? Vicino Nixi, aspetta, Colasi. E c'è mica aveva un sergente maggiore che era ancora vivo, andiamo via, ma dove volta che ogni mattina era 2-3 morti, tirava fuori per le gambe, e si piglia in mezzo alla neve e qua via se era che era buona e andava a vedere le sue case, un fiato di pane, un fiato di polenta e bravo. E tale che mi infiati una volta con superato, che è stato meglio. Ma dopo io ho rifatto di nuovo la brigata e l'ho combattuto ancora. E combattuto che dopo sono andati finiti sul Dumito e pigliati in montagna in Nero, che ormai erano a cerchiare dei tedeschi. Fortuna che i tedeschi che avevano la forza da portare da un'altra parte, e andavo via i tedeschi e siamo guardati dal barco, erano tutti morti. Insomma, dei 20 per fare i curti, 20 cose mie siamo tornati 3.200. Addirittura? Sì. Allora, se siamo pentito è stato cosa? Una carta io la trovare, se cosa ho pentito, per me, può darsi che mia madre fosse morto anche. Dopo la guerra, mi ha mandato da Jugoslavia, prima da Tito, un diploma. Che viene un'altra volta che un diploma con una medaglia di ricordo, non di valori. E avanti e abbiamo un'associazione di Garibaldi, perché siccome è 2 divisioni, Tauro-Venezia, divisione alpina, divisione Venezia, abbiamo fatto tutta una, e mi sono chiamato divisione Garibaldi. Ma dei soldati italiani che combattemmo a fianco di italiani di Tito, i fondatori del nuovo esercito italiano. Che quando siamo venuti qua in Italia erano altri 3.200, abbiamo firmato tutti i volontari a venire a combattere sul fronte italiano. E ancora, siccome che non si poteva più chiamare divisione nostra, perché siamo arrivati ai 3.000 uomini, e ora bisogna che sia 12.000 uomini per chiamare divisione Garibaldi, e erano morti quasi tutti, e ora al reggimento Garibaldi, e ne ha aggregato alla Folgore. Quando si arriva in Italia? 9 marzo del 45. Che erano ancora i tedeschi però? E era sì. Dove hai portato anche in Italia? A Brindisi e dopo eravamo portati a Taranto. Ah, bassa? Sì, Scabassa. E anche a Bicicletta, cioè, quasi meglio firmare volontari, che anche noi passavano noi dei nostri compagni, che ormai l'Italia poi fermarsi di diritti nei confronti degli americani. E guarda, questo che, ma cosa, firmare volontari? Siamo arrivati a 3.200 uomini, ma è diverso di massacro scorsa con l'Italia. Ma speriamo che la guerra questa vai a finire, che qua che ha, e di fatti dopo un poco non va a finire. E ora, fino a 2 volontari ne abbiamo mandato a Viterbo. A Viterbo e ha istruzione con le 9 armi che poi aveva, ed è stata tutta la Casa Savoia che ne ha fatto stare l'anno. Perché quando la Casa Savoia è scampata via da Roma, è andata a Roma in Bassa Italia,
E in Bassa Italia si è messo a collaborare con gli americani, perché sperava di restare su, che se lui voleva da Bassa Italia e poteva venire tornare quando che voleva. E dopo 7-8 mesi, perché non altri, il 9 settembre ho cominciato a sparare addosso ai tedeschi. E qua ha formato le nuove divisioni degli italiani, che esiste ancora, la Folgore, la Friuli, e ha formato queste divisioni. Sì che questa Casa Savoia durante questo periodo ha fatto a Roma, su uno dei un bellissimo albergo in via Duca Flaminia, la Casa dei Combattenti, e ne mandava 15 giorni in licenza, non mandava in licenza premio. Che il giorno sono stato gli arrivati in licenza premio e finì la guerra. E allora sono in casa in licenza, e dopo sono andato su, sono andato a presidiare a Bolzano per anno, mi sono in casa con il mio congedo che mi stede tutte le guerre. Ho fatto la guerra persa e la guerra vinta. E che giorno sono in casa? Sono in casa in novembre del 45. Guarda, visto che non ha naturalmente i soldati italiani stai mandando, io li avrei più quando con i fascisti, i tedeschi e i fascisti. Ma non ha i soldati stai mandando, visto e considera che non ha rifiutato di andare con i tedeschi e di combattere a fianco di loro, non ha ne trattava, non li trattasse mai, perché dopo pensa che 2 anni fa ne invitasse a mandare in 1950, non ha capito, come muoia, 8 giorni, mi gira tutta in Jugoslavia, mi torna con le corriere a Trieste, e mi ha fatto delle feste, dove un monumento per tutti gli italiani, qui morti là, e ha detto che non mi smentirà mai del contributo che mi ha dato noi, perché il suo sangue sta mescolato con il nostro sangue.